Signore, vogliamo ringraziarti, Signore. Vogliamo innalzare il tuo santo nome, Signore. Grazie, Signore, perché sappiamo che tu ci sei, sappiamo che tu ci conosci, Signore. Grazie, Signore, perché tu non ci lasci mai, Signore. Signore, che questa mattina noi possiamo, Signore, sentire la tua presenza, Signore. Che noi possiamo, Signore, lodarti, Signore, con tutti i nostri cuori, Signore. Che tu possa ricevere, Signore, la nostra lode, Signore. Che noi possiamo lodarti, Signore, di un modo sincero, Signore. Che noi possiamo aprire, Signore, i nostri cuori davanti a te questa mattina, Signore. Allora vieni, Signore, con tuo Spirito Santo, Signore. Oh Spirito Santo, tu sei santo, Signore, tu sei santo, tu sei meraviglioso. Noi ti innalziamo, Signore, perché tu sei il Dio della nostra vita. Noi mettiamo davanti a te, Signore, queste ore che saremo qua, questo culto, Signore. E che tutto quello che sarà fatto qua sia per l'onore e la gloria del tuo santo nome, Signore. Oh Spirito Santo, riempi questo posto con la tua unzione, Signore, con la tua grazia, Signore. Rivela il tuo potere, Signore, questa mattina, Signore. Signore, che tutto quello che ci impedisce di lodarti, Signore, che possa andare via, Signore, che possa cadere per terra in nome di Gesù. Togli, Signore, ogni impedimento, Signore, di sentire la tua presenza, Signore. Togli, Signore, ogni preoccupazione, Signore. Che possiamo mettere, Signore, i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni davanti a te, nelle tue mani, Signore. Oh Spirito Santo, vieni, Signore, rivela il tuo potere, Signore, questa mattina. Noi siamo qua per te, Signore, perché tu sei degno di tutta la lode e di tutta la gloria, Signore. Perché tu sei l'unico Dio, Signore. Perché la tua bontà dura in eterno, Signore. E noi siamo qua per te questa mattina, Signore. Spirito Santo, loda il Signore, parla con il Signore, innalza il tuo santo nome. Oh Spirito Santo, tu sei santo, tu sei santo, nessun altro è come te. Nessun'altra è come te, nessun'altra è come te, nessun'altra è come Gesù. Possiamo cantare? Santo, tu sei santo, nessun'altra è come te. Nessun'altra è come te, nessun'altra è come te, nessun'altra è come Gesù. Tu sei santo, tu sei santo, tu sei santo, oh Spirito Santo. Tu sei santo, Signore, non c'è nessun altro come te, Signore. Tu sei l'unico Dio, tu sei il nostro Salvatore, tu sei il creatore di tutte le cose. Noi siamo qua in questa mattina per innalzare. Tu sei santo, Signore. Alleluia. Io volevo invitarti a aprire le vostre Bibbie in Romani 8, versetti 38 e 39. Romani 8, versetti 38-39, e dice così: infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù il nostro Signore. Niente ci può separare dall'amore di Dio, ed è per questo che siamo qua in questa mattina,
Allora io volevo invitarti di lodare il Signore, perché c'è Lui questa mattina e niente ci può separare dall'amore di Dio. Amen. Allora lodiamo il Signore con gioia, perché Lui è qua e il suo amore dura per sempre. Amen. Potrà separarmi da te, Dio, se anche quando ti deludo tu ci sei. Il tuo amore sorpassa barriere, anche se sono perso mi dice figlio sei, né altezza né profondità mi possono separare da te, nessun'altra cosa al mondo mi può allontanare da te. È meglio un giorno a casa che 1000 lontano da te. Tu sei la mia gioia, Dio, che tutto è nuovo, cancelli il passato, non c'è più tristezza. Sei la mia gioia, Dio, sei la mia gioia, Dio. Il Signore è la tua gioia, amen. Allora cantiamo con gioia, alleluia. Chi potrà separarmi da te, Dio, se anche quando ti deludo tu ci sei. Il tuo amore sorpassa barriere, anche se sono perso dice figlio sei, né altezza né profondità mi possono separare da te, nessun'altra cosa al mondo mi può allontanare da te. È meglio un giorno a casa che 1000 lontano da te, perché tu sei la mia gioia, Dio, che tutto è nuovo, cancelli il passato, non c'è più tristezza. Tu sei la mia gioia, Dio, tu sei la mia gioia, Dio. Oh, tu sei la mia gioia, Signore. Le mani, facciamo festa, ok? Alza le mani, muove i piedi, gira e rigira e grida a me. Alza le mani, muove i piedi, gira e rigira e grida a me. Alza le mani, muove i piedi, gira e rigira e grida a me. Alza le mani, muove i piedi, gira e rigira e grida a me. Alza le mani, muove i piedi, gira e rigira e grida a me. Alza le mani, muove i piedi, gira e rigira e grida a me.
gioia, Signore. Né altezza né profondità. Niente potrà separarci da te. E non c'è niente di meglio che stare nella tua casa, nella tua presenza, lodando il tuo santo nome. Non c'è niente. Alleluia. Ho cercato il mondo. Canti insieme a me. Non mi ha dato nulla. Non mi ha dato nulla. Questa è una verità. Nessuna parola, nessun tesoro. Canta con me. Mi soddisferà. Niente mi soddisferà. Poi tu sei arrivato. Quando tu sei arrivato, Signore, mi hai dato nuova vita. E ogni desiderio è soddisfatto qui nel tuo amore. Niente più mi manca. Non c'è niente meglio di te, non c'è niente meglio di te, non c'è niente, niente meglio di te. Mostrarti i miei sbagli, ogni fallimento, Signor, tu li hai visto e mi ami lo stesso. Tu sei il Dio del cielo, sovrano sulla terra, e non c'è un luogo dove la tua grazia non mi troverà. Non c'è niente meglio di te, non c'è niente meglio di te, non c'è niente, niente meglio di te. Non c'è niente meglio di te, non c'è niente meglio di te, non c'è niente, niente meglio di te. Cambi il lutto in danza, ceneri in bellezza, la mia colpa in gloria, tu sei l'unico che può. Cambi tombe in giardini di vita, cambi ossa in armate, tu sei l'unico che può. Cambi il lutto in danza, ceneri in bellezza, la mia colpa in gloria, tu sei l'unico che può, tu sei l'unico che può. Non c'è niente meglio di te, non c'è niente. Il mio cuore dichiara meglio di te, non c'è niente, niente meglio di te. Non c'è niente meglio di te, non c'è niente meglio di te, non c'è niente, niente meglio di te. Oh, cambi il
vita, grandi ossa inarmate, tu sei l'unico che può, tu sei l'unico che può, tu sei l'unico che può. Sei santo, Signore. Sei santo. Santo, santo è colui che viene nel nome del Signore, l'agnello di Dio. Possiamo dichiarare questa mattina che Lui è santo. Noi siamo qua, tutto è stato preparato qui. Tu sei La casa il cuore, e anche il mio cuore. Tu sei il motivo per il quale siamo qui. I tuoi figli sono arrivati ormai e ora siamo più di 2 o 3. i cuori sono predisposti a bruciare tutti i versi e canzoni che io canterò, tutte le volte che mi prostro, io voglio dirti che tu hai il regno, la gloria per sempre, tu hai dominio, la forza, amen, amen, tu hai il regno, la gloria per sempre, tu hai dominio, la forza, amen, amen. Alleluia, Lui è santo. Dichiari questa mattina: tu sei santo, Signore, tu sei santo. Oh, alleluia. Tu sei santo. Dichiari: tu sei santo. Tu sei santo. Tu sei santo. Nessun altro è come te, nessun altro è come te, nessun altro è come te, nessun altro è come Gesù. Tu sei santo. Tu sei santo, nessun altro è come te, nessun altro è come te, nessun altro è come te, nessun altro è come Gesù. Tu sei santo. Tu sei santo, nessun altro è come te, nessun altro
Nessun'altra è come te, nessun'altra è come te, nessun'altra è come Gesù. Come voglio stare, Signore, nella tua presenza. Una cosa cercherò, quella di stare in tua presenza tutti i giorni della mia vita. Una cosa cercherò, quella di stare in tua presenza tutti i giorni della mia vita. Una cosa cercherò, quella di stare in tua presenza tutti i giorni della mia vita. Una cosa cercherò, quella di stare in tua presenza tutti i giorni della mia vita. Cercherò, quella di stare in tua presenza tutti i giorni della mia vita. Cercherò Quella di stare in tua presenza tutti i giorni della mia vita. Com'è buono stare nella tua presenza. Solo questo, Signore. È questo che vogliamo, Signore, solo stare nella tua questo. presenza, Signore. L'anima Oh, mia Spirito nella Santo, te, e Padre, questo i nostri cercherò, cuori, Signore, questo non ci lasci uscire cercherò, dalla tua presenza, Signore. di stare nella tua presenza. L'anima mia nella te, È quello che vogliamo stare, Signore. l'anima mia Vogliamo stare nel centro della tua volontà, Signore. Vogliamo stare, Signore, ogni giorno della nostra vita nella tua presenza. Vogliamo sentire la tua voce. Vogliamo fare la tua volontà, Signore. cosa, Signore. Oh, Spirito Santo. Una sola cosa, Signore, io cercherò. In questo mondo mi soddisfa. Una cosa sola io cercherò di star nella tua presenza. Niente più mi importa, niente ti soddisfa, solo la tua presenza. La tua presenza. Sei santo. Dichiara, Spirito Santo. Tu sei santo. Nessun'altra è come te. Nessun'altra è come te. Nessun'altra è come te. Nessun'altra è come Gesù. Tu, Signore, salva. Tu sei santo, alleluia. Oh, Gesù. Amiamo stare nella tua presenza. È questo che vogliamo ogni giorno, Signore. Essere abitazione nella tua presenza, Signore, ovunque andiamo. Questo che stiamo vivendo adesso, Signore, noi vogliamo portare a casa nostra, i nostri lavori, vogliamo portare a scuola. Ma, Signore, vieni, fai, Signore, di questa chiesa, Signore, abitazione nella tua presenza. Fai di ognuno di noi abitazione nella tua presenza. Ah, Gesù, quanto mi amo la tua presenza, la tua dolce presenza. Il Signore è qui, la sua santa presenza è qui con noi. Prendiamo nelle nostre mani le nostre decime, le nostre offerte, quello che abbiamo di meglio da offrire al Signore. Lui vuole tutto quello che abbiamo, il nostro cuore, la nostra adorazione, la nostra consegna a Lui, che Lui può essere sempre il Signore, il padrone della nostra vita, perché Lui è nel controllo di ogni cosa. Quindi prendi la tua offerta, prendi la tua decima e consacriamo al Signore, perché
Questo dimostra che Lui è Signore anche della nostra vita, anche delle nostre finanze, anche di tutto quello che abbiamo, che siamo. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo. Noi ti ringraziamo la tua fedeltà, anche se noi non siamo fedeli, ma noi ti ringraziamo. Ti ringraziamo per il tuo amore, Signore, perché ci ami sopra di ogni cosa, anche se noi non sappiamo amare il nostro prossimo, anche se noi non sappiamo amare te. Noi chiediamo perdono, Signore. Insegnaci a amarti, insegnaci ad essere fedeli a te in tutte le cose della nostra vita, Signore. Nel nostro lavoro, a scuola, con i nostri amici, con i nostri vicini, con la nostra famiglia a casa, Signore. Taglia ogni cosa che non va, butta via ogni cosa, pulisci la nostra casa, pulisci il nostro cuore, Signore, e fai con che noi possiamo essere più vicini a te, più fedeli, più quello che come sei tu, possiamo essere simili a te. Benedici ogni famiglia, ogni persona, Signore. Tu sai ogni necessità che abbiamo, tu sai ogni problema per cui passiamo, e noi consegniamo tutto nelle tue mani. Sappiamo che tu sai gestire meglio di noi ognuno dei nostri problemi. Benedici queste offerte, benedici queste decime, Signore, ognuno che li porta, le persone che non hanno lavoro, che sono in difficoltà economica, Signore. Noi chiediamo la tua benedizione, chiediamo che tu possa fare grandi cose nella tua Chiesa, Padre, perché noi crediamo che tu sei il Santissimo, l'unico Signore, l'unico degno di lode, di adorazione. Nel nome di Gesù noi ti ringraziamo. Amen. Potete venire a consegnare ora avanti. Alleluia. Portiamo con gioia, amen, le nostre decime, le nostre offerte. Alleluia. Gesù, Gesù, la tua presenza è presa. Sei la parola del principio, uno con l'Altissimo. Nella creazione la tua gloria rivelata in te, Gesù. Che magnifico nome è, che magnifico nome è, il nome di Gesù, mio Re. Che magnifico nome è, incomparabile. Che magnifico nome è, il suo nome. Attenti a cosa lui ha fatto per averci più vicino. Sei sceso in terra qui fra noi, perdonati nel tuo amore. Cosa ci dividerà? Che meraviglioso è, che meraviglioso è il nome di Gesù.
Fratelli, il Signore ci sta chiamando, perché a volte noi siamo tanto distratti. Il Signore vuole che viviamo esperienze con Lui, ma sapete qual è il problema? Che a volte stiamo guardando verso sotto, stiamo guardando i nostri problemi invece di guardare verso gli alti. A volte non siamo in grado di esercitare la nostra fede. A volte stiamo facendo come il popolo nel deserto. Il Signore ha già fatto tante cose. Il Signore ha già mandato tanti segnali che Lui c'è. E a volte stiamo guardando le circostanze. Il Signore ci sta chiamando in questa mattina. Non dobbiamo stare distratti guardando verso sotto guardando le circostanze, ma dobbiamo guardare verso l'alto, perché è Lui che ci sostiene. Dobbiamo stare nella Sua presenza di modo che stiamo sensibili a sentire la voce dello Spirito Santo, e di modo che possiamo capire quello che vuole che noi facciamo. Allora, fratelli, in questa mattina il Signore ci sta chiedendo di non guardare i problemi ma le circostanze, ma guardare verso di Lui, di mettere i nostri problemi davanti a Lui, ma guardare e chiedere al Signore cosa vuole che noi facciamo. Dobbiamo metterci in posizione e fare quello che noi facciamo, perché il resto si occupa Lui. È Lui che provvederà. È Lui che provvederà. Basta che ci mettiamo in posizione. Allora noi stiamo distratti a guardare intorno, guardiamo verso di Lui. Sapete perché a volte le distrazioni ci fa andare fuori dalla presenza di Dio? Ma quando noi guardiamo verso a Dio, noi andiamo verso a Lui, stiamo nella Sua presenza. Cerchiamo la Sua presenza, cerchiamo la Sua parola, che Lui provvederà, Lui ci darà la direzione, Lui aprirà le porte. Noi stiamo a guardare le circostanze, ma stiamo a guardare verso l'alto, stiamo a guardare il Signore, che è Lui che provvede. Amen? E stiamo attenti, fratelli, guardiamo verso l'alto, guardiamo il Signore, che è Lui che provvede. Amen? Possiamo cantare un'altra volta? La morte hai vinto, il velo hai strappato, tomba è vuota per sempre, il cielo proclama la tua gloria, perché sei risorto mio Gesù, senza rivali, senza uguali. Ora e per sempre tu sei Re, tu è il regno, tu è la gloria, santo è il tuo nome mio Gesù. Alleluia. Tu sei un Dio potente, tu sei Dio che può fare ogni cosa. Hai vinto la morte, tu sei resurretto. Oh, tu sei l'unico. Alleluia. Alleluia. Amen. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Pace sia con voi. Potete accomodarvi un attimo, per favore? Amen. Il Signore sia lodato. Oggi noi siamo qui per celebrare la Santa Cena del Signore. Ormai penso che tutti voi avete già capito il senso di quello che noi facciamo, no? Dalla responsabilità che c'è in quest'atto, non è una cosa scontata. Non è soltanto un pezzettino di pane e un bicchierino di succo d'uva, no? Questi sono elementi che simboleggiano il corpo e il sangue di Gesù.
Noi non crediamo neanche che ci sia una trasformazione degli elementi, no? Resta sempre pane e sempre succo d'uva, quello che è, ma è il senso spirituale di quello che noi facciamo che conta. La Santa Cena parla di sacrificio, di morte, di perdono, di sofferenza, no? Di tutto quello che Gesù ha subito per amore a me e a te, di tutto quello che Gesù ha passato in quegli ultimi giorni lì, la persecuzione, il giuramento che lui ha avuto, no? Dopo la crocifissione è stato picchiato duramente, no? Se non avete mai guardato la passione di Cristo, io vi consiglio di guardare, perché tante volte noi non ci facciamo conto di quello che Gesù Cristo ha passato per noi. Intanto Gesù è morto. È morto. No. Gesù ha sofferto per me. Gesù ha sofferto per me. Ma noi non ci rendiamo conto della grandezza della sua sofferenza, della grandezza dell'amore che Lui ha espresso, passando tutto quello per amore a te e a me. E quello film lì porta un po' così per alto quello che Gesù ha passato, perché io non credo che neanche lui, con tutti gli studi che ha fatto, Mel Gibson, sia arrivato in pieno a quello che Gesù ha fatto quel giorno lì. Anche perché sono cose spirituali, no? E noi sappiamo che in quel momento lì che Gesù Cristo era appeso su quella croce, inchiodato lì con dei chiodi bei grandi così, non era soltanto il dolore di quei chiodi, il dolore di tutto quello che hanno fatto con lui, la vergogna, perché lui era lì seminudo, no? Non era soltanto quello, ma era il peso del peccato di tutta l'umanità che era sulle sue spalle. E io penso che una volta ho anche sentito un pastore che predicava su questo, io mi sono messo a meditare che quello che ha fatto più male a Gesù Cristo è il momento in cui il Padre non è riuscito a guardarlo. E lui dice: Padre, perché mi hai disamparato? In quel momento lì, lo stato di peccato di Gesù era così grande, ma non perché lui era peccatore, ma perché lui si è fatto peccato per me e per te. Lui si è preso su di sé il nostro peccato, che il Padre non riusciva a guardare. Potete immaginare la sofferenza di Gesù in quel momento lì? Un po' prima di tutto quello Gesù dice: Signore, se è possibile, passa da me questo calice, ma che sia fatta la tua volontà. E la volontà del Padre era proprio quella, che lui portasse fino alla fine il suo compito, che era morire nella croce, versare il suo sangue puro, che non ha mai conosciuto il peccato, per il perdono di una moltitudine di persone che erano peccatori, noi compresi. È il prezzo che è stato pagato per la nostra salvezza. Non abbiamo diritto, non avevamo diritto, non te la siamo guadagnati, non siamo meritati tutto quello. No, è stata la più grande dimostrazione d'amore mai vista, mai sentita. Una frase del pastore Billy Graham molto bella dice così: quando Gesù Cristo stava appeso sulla croce, morendo sulla croce, era Dio dicendo: figliolo, io ti amo. Era una dichiarazione d'amore di Dio per la nostra vita. Questo io sto facendo per voi. Voi vi siete allontanati e io vi riporto indietro. Voi vi siete allontanati per conto del peccato e io vi riporto indietro. Io restauro la nostra unità, la nostra amicizia, io restauro la nostra unione. Vi do un modo di tornare indietro, non vi obbligo, non siete costretti, ma la strada che una volta era chiusa adesso è aperta.
La strada che una volta era chiusa adesso è aperta. Il velo del Tempio che divideva il posto santo del posto santissimo, dove si manifestava la presenza di Dio, che soltanto il sommo sacerdote poteva entrare lì, adesso non era più restritto soltanto a lui. Alleluia! Soltanto i pastori adesso possono entrare lì. Amen? No! Ah, non è un privilegio solo nostro. Pensavo che solo io e il pastore Giacomo potevamo entrare là. No. Ma chi può entrare allora nella presenza di Dio? Chi? Dai, forte. Chi può entrare nella presenza di Dio? Dai, parla un io così convinto. Io! Perché? Perché noi eravamo separati per conto del nostro peccato, ma noi abbiamo ricevuto perdono. E la parola dichiara con tutte le lettere che il peccato non ha più dominio sulla nostra vita. Alleluia. Noi pecchiamo? Sì che noi pecchiamo ogni giorno, siamo peccatori, siamo nati così, ma noi dobbiamo pentirsi ogni giorno del nostro peccato, dobbiamo arrivare davanti al Signore, piegare le nostre ginocchia, chiedere perdono per i nostri peccati, riconciliarsi con Dio ogni giorno e vivere nella sua presenza, perché è questo il suo desiderio. Lui ci ha amato quando noi eravamo ancora nemici suoi, ma adesso non siamo più nemici, siamo amici, siamo figli, coeredi con Gesù Cristo. Alleluia. Il prezzo è stato pagato per me. Ah, Pastore Daniel, allora cosa io devo fare per questo? Quanto io devo pagare? Quale sacrificio io devo fare? Nessuno. Quando Gesù Cristo ha detto, appeso nella croce, tutto è consumato, Lui stava dicendo a me e a te, tu non devi fare più nulla, devi soltanto credere in questo che io sto facendo per te, credere che il mio sangue è potente per perdonarti, per cancellare il tuo peccato. Amen. È quello che noi stiamo parlando fin dall'inizio di gennaio. Fede è credere con tutto il cuore, credere con tutte le nostre forze, credere con tutta la nostra anima che Gesù ci ha amato con un amore incondizionato e che non ha guardato i nostri peccati, non ci ha giudicati secondo i nostri peccati, ma Lui ci ha amato con un amore così grande che ha dato la sua vita per noi nella croce, e oggi noi siamo stati liberati dal dominio del peccato. E quando noi pecchiamo, la parola ci insegna che Lui è il nostro avvocato presso il Padre, e noi possiamo andare da Lui, e se noi confessiamo a Lui i nostri peccati, Lui è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati. Giovanni c'è scritto questo in 1 Giovanni 1,9, se non mi sbaglio l'indirizzo lì. Abbiamo libero accesso al posto santissimo. Una volta serviva qualcuno che ci rappresentasse, adesso non servono più. Questo non vuol dire che non possiamo pregare gli uni per gli altri, no? Siamo una famiglia e noi ci appoggiamo a volte l'uno sull'altro, no? Quando abbiamo bisogno di aiuto. La Santa Cena parla anche di questo, che noi siamo diventati un corpo solo con Gesù, del quale Lui è la testa, e noi siamo uniti nel suo sacrificio, siamo stati uniti con Lui nella sua morte e nella sua resurrezione. Amen? Siamo d'accordo in questo? Amen? Siamo stati uniti con Lui, ma siamo stati uniti anche noi come fratelli. Paolo dice questo in Romani 10. Per caso noi stiamo tagliando un solo pane tra di noi? Non siamo soltanto noi, un solo corpo. La Santa Cena parla anche di unione, parla di sacrificio, parla di perdono e parla di unione. Perché? Perché se non siamo uniti tra di noi, non siamo uniti neanche col Signore. È una condizione questa. Importa che vi amate gli uni gli altri come vi ho amati io, che siate uno, no? Amen. È il nuovo comandamento che il Signore ci ha dato, perché se noi non ci amiamo non riusciamo ad amare neanche Lui. Perché? Perché Lui è amore. Se noi non riusciamo ad amare i nostri fratelli che noi vediamo, come possiamo amare Dio che non vediamo?
Queste cose dobbiamo tenere a mente. Noi non possiamo venire qui, partecipare alla Santa Cena e non guardare il fratello quando usciamo di qua, non guardare la sorella quando usciamo di qua. Ah, ma ha parlato male di me, ha fatto questo, ha fatto quello. Non importa. Non importa. Perdona e basta. E vivi in pace col Signore. E vai in cielo. Questo è quello che importa. Amen. Io non voglio perdere la mia salvezza perché sono arrabbiato con qualcuno che ha parlato male di me e non riesco più a perdonarlo. No, Signore, io non metto in gioco la mia salvezza per una cosa così piccola. Io preferisco perdonare e andare in cielo con Gesù. L'altra persona si sistemerà anche lei perché lo Spirito Santo parlerà al suo cuore. Noi non possiamo alimentare queste cose nel nostro cuore. Dobbiamo essere uno con Gesù e dobbiamo essere uno anche noi. Siamo una grande famiglia e questo deve essere vero, davvero, vero, vero, davvero nella nostra vita. Amen. Aprite le vostre Bibbie per favore in Giovanni capitolo 6. Giovanni capitolo 6. Noi leggeremo dal versetto 53. Gesù celebrando l'ultima Santa Cena con i discepoli. Gesù parlando con i discepoli. Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Il Signore Gesù stava insegnando nella sinagoga questo giorno qua. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Guardate l'importanza che c'è nella Santa Cena. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mangia vivrà anche egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che hanno mangiato i padri e sono morti, ma chi mangia questo pane vivrà in eterno. Queste cose dice Gesù insegnando nella sinagoga in Capernaum. Allora, come stavo dicendo, noi mangeremo un pezzettino di pane e un bicchierino di succo d'uva, no? E Gesù quando stava parlando qua, lui non stava dicendo in modo letterale: guarda, prenderete un pezzettino della mia carne, un bicchierino del mio sangue e mangerete, perché se no non avete parte con me. No, Gesù non stava parlando in modo letterale, ma lui stava parlando del suo sacrificio, di quello che succederebbe e come noi dovevamo ricordarsi di quello ogni giorno. Prima Corinzi 11:13, Paolo ci parla, no, dettagliatamente come deve essere la Santa Cena. Ognuno esamini se stesso e partecipi alla Santa Cena. Ed è questo che noi dobbiamo fare oggi. Noi dobbiamo esaminarci ognuno, dobbiamo guardarci dentro, no? Ah, ma guarda che io sono in peccato, allora io vado via senza partecipare. No, non è quello che Paolo sta dicendo. Paolo sta dicendo: ognuno esamini se stesso, metti la tua vita a posto, pentiti con cuore sincero davanti al Signore e partecipi alla Santa Cena. È questo che Paolo sta insegnando. Perché? Perché noi, partecipando alla Santa Cena, noi stiamo parlando della nostra comunione col Signore. Il Signore dice nella sua parola: chi non mangia della mia carne e non beve del suo sangue non ha parte con me. E io voglio essere uno con Lui. Amen. Allora noi ci metteremo in piedi, prenderemo il bicchierino, quel succo d'uva e quel pezzettino di pane e ognuno di noi pregheremo davanti al Signore, guardando il nostro cuore. Cosa c'è che non va? Cosa c'è che non va? Cosa io ho fatto, Signore, che è diventato un ostacolo nel mio rapporto con Te? Magari ho rattristato una persona
ho parlato male di una persona, ho offeso una persona magari con una parola, con un'attitudine, ho fatto qualcosa, magari ho peccato contro di te, ho peccato contro la mia moglie, contro il mio marito, contro la mia famiglia, non so, ho fatto qualcosa di sbagliato e questo mi pesa, allora io metto davanti al Signore, confesso questo peccato e non peccherò mai più. Ma è una cosa che non riesco a mollare, chiedi aiuto allo Spirito Santo e lo Spirito Santo ti aiuterà. Non c'è nulla che noi non possiamo lasciare. Lo Spirito Santo ci aiuta, lo Spirito Santo ci dà forza per vincere queste debolezze. Basta mettere nelle sue mani e chiedere il suo aiuto, sottomettersi alla volontà del Signore e le cose succedono. Il Signore è qui ed è pronto ad aiutarci. Lo Spirito Santo è qui ed è pronto a lavorarci e a farci camminare di gloria in gloria, trasformando la nostra vita in quello che è Gesù Cristo, il nostro modello di vita. Basta consegnare la nostra vita nelle sue mani e credere che Lui è potente per fare al di sopra di quello che noi chiediamo o pensiamo. Amen. Mettiamoti in piedi, per favore. I diaconi si posizioneranno qui davanti. Voi uscirete dal vostro posto, venite qua, prendete il bicchierino e tornate al vostro posto pregando il Signore, aprendo il vostro cuore davanti al Signore. Dopo noi pregheremo tutti insieme, consacrando gli elementi e partecipando alla Santa Cena. Potete venire, venite, prendete per favore e pregate, parlate con il Padre. Signore, se ho fatto qualcosa che ti ha rattristato, che ha rattristato il tuo Spirito Santo, che il tuo Spirito Santo mi aiuti a ricordare. Io ti chiedo perdono per tutti i miei peccati, ti chiedo perdono per tutte le mie trasgressioni, per tutto quello che ho fatto di sbagliato. Perdonami, Signore Gesù. Io non voglio essere colpevole del corpo e del sangue di Gesù Cristo. Io voglio essere a posto. Venite. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Chiudete i vostri occhi, per favore. Tutti hanno preso, non è rimasto nessuno senza prendere. Allora, alzate questo bicchierino e guardati dentro. Guarda dentro il tuo cuore e comincia a parlare con il Signore. Signore, io sono debole. E tante volte, Signore, io faccio quello che io non voglio fare. Anche Paolo ha detto questo. Quello che io voglio fare, questo non lo faccio. Quello che io non voglio fare, questo lo faccio. E tante volte capita che noi pecchiamo. Ma io voglio chiederti, Signore, perdono per tutte le mie trasgressioni. Perdono, Signore, per ogni volta che ho trasgredito la Tua volontà, Signore. Perdono, Gesù, per ogni volta che ho rattristato il Tuo Spirito Santo, Signore. Adesso ti chiedo, per amore di Te stesso, Signore, perdonaci i miei peccati, perdonami i miei peccati, Signore, e dimentica, Signore, di ognuno di questi. Lavami nel sangue di Gesù, purificami, Signore. Io voglio entrare, Signore, nella Tua presenza, Signore, nel luogo santissimo, Signore. Dammi, Signore, mani pulite e un cuore puro, Signore, in modo che io possa entrare lì e adorarti. Padre, io metto tutto davanti a Te, Signore. Secondo la Tua parola ci insegna, io confesso i miei peccati e chiedo perdono. Chiedo perdono. Parla con il Signore. Apri il tuo cuore. Lui è qui. Gesù è lì dentro il tuo cuore. Lui ci ascolta.
Comincia a parlare lì nel tuo segreto, e Lui che vede nel segreto ascolterà la tua preghiera e benedirà la tua vita. Gesù ci perdona sempre. La sua parola dice che la sua misericordia si rinnova ogni mattino. Allora prega sicuro di ricevere il perdono di Gesù, prega con tutto il cuore. Lui è qui, vuole perdonarci, e noi vogliamo partecipare alla Santa Cena annunciando la sua morte finché Lui venga. Lui ha detto: fate questo in memoria di me, e è questo che vogliamo fare. Vogliamo partecipare tutti insieme in memoria di Gesù Cristo, ricordando il suo sacrificio. Non possiamo farne a meno di questo, non possiamo farne a meno di questo. Allora confessa il tuo peccato, apri il tuo cuore, racconta a Gesù tutte le cose che sono dentro, racconta a Gesù, parla a Gesù: Gesù, guarda, ho fatto questo, ho fatto quello, non riesco a perdonare, non riesco a fare questo. Gesù, cambia. Spirito Santo, dammi forze. Spirito Santo, aiutami a prendere questa decisione. Spirito Santo, lavora in me. Io voglio abbandonare la vecchia vita, voglio abbandonare le vecchie abitudini, i vizi, voglio abbandonare tutte queste cose. Spirito Santo, ho bisogno del tuo aiuto. Io voglio essere santo perché tu sei santo, Gesù. Parla con Gesù, parla con Gesù, parla con Gesù. Gesù, ho bisogno di te. Lui proprio ha detto: senza di me non potete fare nulla. Noi abbiamo bisogno di Lui, alleluia. Allora consegna il governo della tua vita nelle mani del Signore, chiedi a Lui di prendere il timone della tua vita e vedrai che le cose cambieranno. Parla, apri il tuo cuore. Alleluia, alleluia. Adesso alza questo bicchierino in alto così e consacra il Signore. Caro Gesù, noi vogliamo ringraziarti per il prezzo pagato. Noi vogliamo ringraziarti, Gesù, per il tuo sangue versato in quella croce. Noi vogliamo ringraziarti, Signore, per tutto che tu hai subito, Signore, per noi, per amore ad ognuno di noi. Vogliamo ringraziarti, Signore, per tutto quello che tu hai fatto. E oggi noi siamo qui, Signore, come frutto del tuo sacrificio, Signore. Noi siamo qui perché tu ci hai riscattati, tu ci hai amati, Signore, tu ci hai salvati, ci hai lavati con la tua parola, ci hai purificati, Signore, con il tuo sangue versato, ci hai fatto santi, Signore. E oggi noi siamo qui nella tua presenza celebrando, Signore, la Santa Cena, Signore, celebrando, ricordando il tuo sacrificio. Lodato sia il tuo nome per questo, Signore. Gloria al tuo nome per tutto quello che tu hai fatto. Gloria al tuo nome perché ci hai amati così. Gloria al tuo nome perché ci hai amati con un amore incondizionato. Non hai mai guardato, Signore, i nostri peccati, quanto grandi erano, Signore, ma tu ci hai amati, ti sei preoccupati, ci hai cercati, ci hai trovati, ci hai salvati, e noi siamo qui, alleluia, e celebriamo nella tua presenza perché tu sei morto e sei risorto. Oggi sei a destra del Padre ed intercede per noi, alleluia, e noi ti glorifichiamo perché in nessun minuto tu dimentichi della nostra vita, in nessun minuto tu dimentichi di ognuno di noi, ma tu sei lì, Padre, che prendi cura della nostra vita ogni giorno, vedi e provvede ogni giorno, Signore, tutto quello che noi abbiamo bisogno. Tu ci sei sempre, non ci abbandoni mai, sei fedele, Signore, nel compimento delle tue promesse, e noi siamo qui, vogliamo ricordare, vogliamo celebrare nella tua presenza, non per quel che fai, ma per quello che tu sei per ognuno di noi, il nostro Signore, il nostro Salvatore, il nostro Redentore, colui che ci ama. Alleluia, alleluia. Noi testifichiamo, Signore, che siamo uno con te. Noi dichiariamo davanti a tutto il mondo spirituale che apparteniamo a te. Siamo stati comprati ad un altro prezzo, Signore. Siamo tuoi, alleluia, siamo tuoi. Apparteniamo a te, Gesù. Apparteniamo a te, Gesù, alleluia. Amen. Possiamo partecipare tutti insieme?
Il Signore ha detto: questo è il mio corpo che è stato dato per voi, fate questo in memoria di me. Mangiamo insieme. E dopo aver mangiato ha preso del calce e ha detto: questo è il mio sangue che è stato versato per voi, fate questo in memoria di me, perché ogni volta che fate questo voi ricordate la morte del Signore finché Lui venga. Amen. Ed è questo lo scopo: far vedere a tutti: Gesù è venuto, è morto, è risorto, è a destra del Padre, ma un giorno tornerà a prendere la sua chiesa e noi saliremo con Lui per vivere insieme a Lui per tutta l'eternità. Amen. Beviamo tutti insieme. Adesso vi chiedo di pregare per un minuto ringraziando il Signore. Ringraziate il Signore. Se possibile, piegate le vostre ginocchia e ringraziate il Signore per il suo sacrificio. Ringraziate il Signore per tutto quello che Lui ha fatto. Non chiedete niente, ringraziate soltanto. Grazie per quello che tu hai fatto, Signore. Grazie per il perdono immeritato. Grazie per la tua grazia. Grazie per la tua grazia rivelata nella nostra vita, Gesù. Alleluia. Gesù, senza rivali, senza uguali, ora e per sempre tu sei Re, tu hai il regno, tu hai la gloria, santo è il tuo nome, mio Gesù. La morte hai vinto, il velo hai strappato, la tomba è vuota per sempre. Il cielo proclama la tua gloria, perché sei risorto, mio Gesù. Senza rivali, senza uguali, ora e per sempre tu sei Re, tu hai il regno, tu hai la gloria, santo è il tuo nome, mio Gesù. Che potente nome è, che potente nome è, il Alleluia. nome di Gesù, mio Re. Che potente nome è, incomparabile. Che potente nome è, il suo nome. Alleluia. Amen. Amen. Gloria a Dio. Lodato sia il Signore. Applaudite il Signore. Forte, forte, forte. Gloria a Dio. I bambini possono andare con le maestre. Volevo invitare il pastore Jean-Claude che ci porterà la parola oggi. Pastore Jean-Claude. Amen. Stiamo parlando dei miracoli, vi ricordate, vero? Il Signore ci parlerà al cuore stamattina. Riceviamo il pastore Jean-Claude con un applauso al Signore Gesù.
Amen. Mi preoccupa sempre, non lo so perché, la domenica nella presenza di Dio la gente è triste. Mi preoccupa tanto. Se soltanto sappiamo davanti a chi ci siamo presentati questa mattina. Mi preoccupo molto. Se partendo da casa mia non ho nessuna aspettativa, vado, intanto se non vado il pastore Daniel mi chiamerà per dire ma perché non sei venuto? Così vado. Mi preoccupa se realmente facendo i chilometri, partendo da casa mia, non ho un'aspettativa. Che cosa sono venuto a fare? Che cosa sono venuto a fare questa mattina? E la grande preoccupazione in me come servo di Dio, vedere una persona, una sorella, un fratello che arriva e non si rende conto che oggi è il mio giorno. La domanda è sempre questa. Diventa un tormentone in me, come la domanda che Cristo ha fatto ai giudei: ma che cose voi siete andati a fare in deserto? Quando sono andato a trovare Giovanni Battista, che cose siete andati a fare lì? Siete partiti dalla città, avete lasciato le vostre case, siete andati fino lì in deserto a fare cosa? Mi preoccupa realmente se un cristiano, venendo davanti al Signore, non so che cosa è venuto a fare. A cantare? Possiamo cantare nelle nostre case. Ma io arrivo domenica, non ho un'aspettativa, non ho qualcosa di cui sono venuto a fare. Oh, se posso dire come Giacobbe, io non ti lascerò se tu non mi benedici. Stiamo parlando di miracoli, abbiamo iniziato a parlare di miracoli, ma io posso partire da casa mia per dire: Signore, io oggi voglio vivere un miracolo nella mia vita. Oh, se posso partire come quella donna, 12 anni di sofferenza, quando ha sentito parlare che Cristo passava, la donna si è detto: oggi, anche se ho degli impedimenti, mi hanno detto che non posso uscire, ma oggi io uscirò da casa mia, io andrò fino lì, io toccherò il suo lembo e io sarò guarita. Fratelli, veniamo davanti al Signore così? No! Non posso essere invitato. Faccio parte di una delegazione che deve andare a Quirinale, a trovare Mattarelli, e io non ho aspettative. Oh! Chi ti ha detto che domani avrà la stessa opportunità? Che cosa sei venuto a fare? A guardare un africano che parla, non so neanche bene parlare italiano. Che cosa sei venuto a fare? Stiamo parlando di miracoli. Fratelli, a volte ci sono delle tematiche, delle temi
che non serve la teoria, questa è pratica. Che cosa sono venuto a fare? Mi hanno parlato che Cristo guarisce, ma io oggi vado davanti a Cristo. Oh, se posso essere come Bartimeo, ha sentito il rumore, cieco, incapace di vedere, ha chiesto: ma che cos'è? Che cos'è? Perché c'è questo rumore? L'hanno detto: è Cristo. Chi è Cristo? Figlio di Davide? Sì. Wow! Oggi è il mio giorno. Gesù, figlio di Davide! Oh, tace tu, tace! Chi? Oggi. Non so se domani passerà ancora. Perché oggi ho sentito che sta passando e tu mi dici di tacere. No! Gesù! Il suo grido ha fatto arrestare, ha fatto fermare Gesù. Chi è? È un cieco lì che sta facendo rumore. Chiamatelo. Fratello, chi ti ha detto che domani tu vivrai? Io quando mi presento davanti al Signore, per me è come l'ultima occasione che Dio mi ha dato. L'ultima occasione che Dio mi ha aperto la sua porta. E mi dice: che vuoi che faccia per te? Che vuoi che faccia per te? Fratello, wow! Signore, se io ti chiedo soldi, domani finiranno. Io voglio che tu mi dia quella che è realmente il desiderio del mio cuore, che io veda. Soltanto questo. Allora, vedi? Fratelli, ecco perché ogni virgola, ogni punto, ogni cosa che si fa nel culto, se tu sei attento, partecipante, riceve dal Signore quello che Lui ha preparato per te. O sei venuto come nella piscina di Betesda, da lontano tu stai guardando gli altri che entrano, che escono dall'acqua, tu è incapace. Io ho chiesto a Dio: ma perché hai voluto che questo mese che parliamo di miracoli? Perché? Non so se tu ti sei fatto la stessa domanda, ma perché Dio ha voluto che io ascolta un tema come questo, miracoli? Voi pensate proprio che Dio fa delle cose per caso? No? Dio ha un proposito. Ma quale è il tuo proposito per me? Accettando che io possa ascoltare un tema come questo. Miracoli. Oppure sei come Anna. Conosciamo tutti Anna, la mamma di Samuele. Andava anche lei ogni anno a Gerusalemme in Tempio. Ogni anno. Va, ritorno. Non sappiamo quanti anni. E la sua situazione era sempre lì, la stessa. Finché un giorno ha preso coscienza dicendo: ma che cosa vado a fare lì? E pretendo che vado davanti a Dio Onnipotente, ritorno a casa mia come sono andato. Questa volta no, basta.
questa volta quando vado devo fare questo. Come mai il mio rivale, la mia rivale ha i figli e io no? E pretendo che io vado ad adorare l'Altissimo Dio. No, questa volta quando vado chiederò a Dio di darmi il figlio. E quando è arrivata, fratelli, non ha fatto una preghiera così, no, ma con precisione. Dio, dammi un maschio. Non dammi quella che vuoi, no, un maschio. Io non lascerò questo posto se non ho la certezza che tu, Dio, oggi mi ascolta e mi benedice. Ha pregato, a tale punto che il sacrificatore guarda e dice: ma quella donna quante volte devo dirle di non più bere? È ubriaca. Donna! Oh no. Donna! Ma quanto passerà il tuo vino? Lei dice: Signore, non sono ubriaca. Sto spandendo il mio cuore davanti a Dio Onnipotente. Alleluia. Non ho che sto parlando, ma sto spandendo il mio cuore davanti a Dio. La preghiera è espandere il suo cuore a Dio, davanti al Signore. Sono una donna che ha un dolore. Sono venuto oggi a far uscire quel dolore del mio cuore e portarlo al Signore come un'offerta. Il sacrificatore guarda e dice: vai in pace, che ti sia fatta secondo la tua fede, secondo quella che tu hai desiderato oggi davanti al Signore. E Anna è ritornata con la sua benedizione. Quella volta non è salito a Gerusalemme e ritornare come le altre volte. No! Le cose si sono cambiate nella sua vita. E te? E io? La mia famiglia sa che io prego. Ogni domenica io sono qua. Come mai Dio non può fare di me una prova tangibile della sua potenza? I miracoli che cos'è? Che cos'è un miracolo? Un miracolo è un fatto straordinario, sovrannaturale, che dimostra la potenza di Dio nella mia vita. Dove gli uomini mi hanno detto che qua è impossibile, basta, Dio dice: adesso io dimostro la mia potenza in te. Non so se quando veniamo vogliamo che Dio dimostri in noi la sua capacità di andare oltre il naturale. Basta le cose superficiali con Dio. Per questo motivo Cristo poteva dire a Pietro: andiamo in profondità, lì nelle acque profonde, allora butta le tue reti. Basta le cose superficiali, fratelli. C'era un predicatore, è andato in India. Ha cominciato a urlare: Gesù Cristo è Signore, dovete ricevere Cristo Signore e Salvatore. L'hanno preso: vieni. Che cosa stai dicendo? Sto predicando Cristo Gesù. Chi è? È lui il Salvatore del mondo, figli di Dio.
che cosa dimostra che quel Cristo che tu stai predicando è figlio di Dio? È scritto qua, nella mia Bibbia è scritto. Tu vuoi che noi crediamo perché è scritto nella tua Bibbia, nel tuo libro, soltanto questo. Anche noi abbiamo dei libri. Quel predicatore è ritornato triste nella sua stanza. Dio dice, ma Signore, come posso fare? Come posso fare affinché credano che Gesù Cristo è Signore? Spinti dallo Spirito Santo, c'era una partita nello stadio in quella città. In quella città c'era un handicappato molto famoso perché era uno che animava nello stadio. Era una partita come, scusate, Inter e Milano. Mamma mia, quasi tutta la città era lì. E quell'handicappato animava. Un tifoso, non lo so come. Aveva il suo microfono come il mio. E lo Spirito Santo spinge quella predicatore. Va verso quella handicappato. Lui va verso l'handicappato. L'handicappato gli guarda. Che cos'è? Dice, posso avere il tuo microfono? Sì. L'handicappato pensavo che anche lui voleva fare il tifo. Lui prese il microfono. Ascoltate! Gesù Cristo è il Signore. Sentono un'altra cosa nell'altoparlante. Dicono, che cos'è questo? Io vi annuncio che Gesù Cristo è il Signore. Da Lui c'è la vita, c'è la salvezza. Affinché credete che Gesù Cristo è il Signore, io ordino a quest'uomo, alzati, cammina. E quell'uomo si è alzato. Quell'uomo ha cominciato a camminare. Fratelli, non c'era quel giorno la partita. Tutti sono venuti a ricevere Cristo Gesù, Signore e Salvatore. Amen. E tu, che cose puoi dire agli altri che Gesù Cristo è il tuo Signore? Soltanto perché tu lo stai parlando nella bocca? No. Per questo motivo lo Spirito Santo ci ha spinto questo mese fino al Pasqua di parlare dei miracoli. Abbiamo iniziato abbiamo detto che i miracoli di Cristo non sono solo per dimostrare la potenza di Dio. È vero che i miracoli dimostrano la potenza di Dio. Vi ricordate Elia davanti a 450 profeti di Baal? La sfida era: il vero Dio deve far scendere il fuoco. E quando Elia ha cominciato a pregare, il fuoco è sceso. Tutta la città, tutto il popolo ha proclamato dicendo: è Giova, è l'Eterno che è Dio. Perché hanno visto, erano convinti, hanno visto la potenza di Dio. I miracoli dimostrano la potenza, la capacità, il potere del nostro Dio. Di fare al di là di quelle che noi possiamo pensare. Di andare oltre il naturale. I miracoli dimostrano questo. Ma non solo questo. I miracoli nascondono anche gli insegnamenti che sono teologici, che sono pratici, che ci fanno capire il perché. Perché Dio non fa delle cose per caso. Dio fa ogni cosa
con scopo. Quando Dio fa un miracolo, c'è un scopo in quel miracolo lì. Nelle grandi linee, i miracoli ci dà l'autenticazione della divinità di Cristo. I miracoli autenticano la divinità di Cristo. Per questo motivo è scritto nei Giovanni, abbiamo già letto, che tutte queste segni, tutti questi miracoli, tutti questi prodigi sono stati fatti affinché voi credete che Gesù Cristo è il Signore. Quando Lui cammina sulle acque, quando Lui trasforma l'acqua in vino, quando Lui fa tutto questo, dimostrano realmente la sua divinità, che Lui non è come tutte le altre, Lui è Dio. Non soltanto che ci dà l'autenticazione della sua divinità, ma ci dimostra anche la compassione e la misericordia che Dio ha per l'umanità. Quando Lui fa qualcosa è spinto dalla compassione. Quando c'è un miracolo è spinto dalla misericordia, per l'amore che Lui ha per l'umanità. Vi ricordate? Lui voleva andare, passando davanti a Nain, ha visto un morto che la gente portava in cimitero. E nella folla Gesù ha individuato qualcuno che aveva molto male, la sua mamma, una vedova. E la Bibbia dice, spinti dalla compassione, Gesù che si fermano, ha risuscitato quel ragazzo spinto dalla compassione che lui aveva per la sua mamma, che soffriva tanto. Non soltanto che i miracoli dimostrano che Lui è Dio, è divino, non soltanto che i miracoli dimostrano che tutto quello che Lui fa lo fa per compassione, per misericordia, ma anche i miracoli insegnano o ci diano, i miracoli ci diano quello che si chiama un insegnamento spirituale. Tramite il miracolo c'è un insegnamento spirituale che Dio ci sta dando. Ad esempio la trasformazione dell'acqua in vino. Questo è un insegnamento spirituale che ci fa vedere che noi dobbiamo essere trasformati lasciando la vecchia natura per avere una nuova natura. Perché la vecchia natura è l'acqua e il nuovo natura il vino. È un insegnamento, non soltanto per fare festa, no, ma è un insegnamento. I miracoli, fratelli, prefigurano anche, ci dà la prefigurazione della salvezza. La salvezza è il fatto di essere passato dalla morte alla resurrezione, dalla morte ai peccati. Noi siamo adesso vivi in Cristo e abbiamo la salvezza in noi. Quando Cristo è in noi ci dia la sua vita. Ecco perché c'è il miracolo della risurrezione di Lazzaro, che è partito dalla morte per ritornare in vita. L'abbiamo sentito domenica scorsa. I miracoli, fratelli, hanno anche un altro motivo interessante che si chiama la chiamata alla fede. Quando c'è un miracolo,
la nostra fede è chiamata a essere in azione. Vi ricordate il cieco nato sin dalla nascita? Quando Cristo ha fatto un miracolo, ha buttato giù e ha spuntato sulla terra la saliva, ha fatto il fango e le ha applicato alle sue occhi, le ha detto vai a lavarti. E quando questa è andata a lavarsi, ha visto un miracolo. E la gente ha cominciato a chiedere, ma è lui o non è lui? L'hanno portato fino davanti ai farisei per chiedere, ma come mai tu stai vivendo, adesso stai vedendo? E lui ha detto, è un uomo che si chiama Cristo, Gesù, che mi ha fatto questo. Quello che è interessante qua, l'hanno cacciato anche via, perché cominciava a insegnare quelle persone che pretendevano conoscere la parola di Dio. Lui, cieco, ha cominciato a insegnarlo, che ci vuole credere in Cristo. E quando l'hanno cacciato via, Cristo l'ha incontrato e le ha chiesto, tu credi nel Figlio di Dio? E lui dice, chi è Signore affinché io creda in Lui? Gesù gli dice, sono io che ti parlo. E subito ha proclamato una cosa, dice, io credo in te, Signore. Il miracolo che lui ha vissuto gli ha spinto a credere, ha chiamato fuori la sua fede. Questi sono un po' il perché Dio compie i miracoli. Ma oggi vogliamo vedere qualcosa di particolare. Il miracolo della moltiplicazione dei pani. Chi ha già letto questo? La mia domanda è questa. Che cosa quel miracolo ha parlato a te? Che cosa hai tirato come insegnamento in quel miracolo? È quello che vogliamo vedere oggi. Quel miracolo della moltiplicazione dei pani è l'unico miracolo che è riportato in tutti i 4 Vangeli. Matteo ha parlato di quello, Marco ha parlato di quello, Luca ha parlato di quello, Giovanni ha parlato di quello. È l'unico miracolo uguale per tutti e 4, per dire che è qualcosa di profondo, qualcosa di interessante, qualcosa di importante che Dio vuole parlarci. Il miracolo della moltiplicazione dei pani o dei miracoli di moltiplicazione di pane, perché erano 2. Il primo parlato dai 4, il secondo parlato soltanto dai 2, Matteo e Marco. Il primo è quando Cristo ha moltiplicato 5 pane e 2 pesci davanti a 5.000 persone, 5.000 uomini, senza contare le donne, senza contare i bambini. Il secondo moltiplicazione dei pane è quando Cristo ha moltiplicato 7 pane e qualche pesciolini. Non si sa quanti erano i pesciolini. Davanti a 4.000 persone, 4.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Allora, vogliamo leggere moltiplicazione dei pani, è scritto nel Matteo 14, 13 a 21, è scritto nel Marco 6, 30 a 44, è scritto nel Luca 9, 12 a 17, è scritto anche in Giovanni 6, 1 a 14. Mi piacerebbe leggere quella di Marco 6, 30 a 34. Marco 6, 30 fino a 44. Fratello Luca, può leggerci?
Vieni. Allora, Marco 6 dal 30 al 44 mi hai detto. Marco 6, 30. Ok. Gli apostoli si riunirono. Marco 6, sì, dal 30, no? Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che aveva fatto e insegnato. Ed egli disse loro: venite ora in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un poco. Difatti era tanta la gente che andava e veniva, che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario in disparte. Molti li videro partire e li riconobbero, e da tutte le città accorsero a piedi e giunsero là prima di loro. Come Gesù fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendo già tardi, i discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi, lasciali andare affinché vadano nelle campagne, per i villaggi dei dintorni. Chiedo scusa, non riesco a vedere, non ho gli occhiali, non riesco. Adesso ho visto, chiedo scusa. Affinché vadano per le campagne, per i villaggi d'intorno a comprarsi qualcosa da mangiare. Ma egli rispose loro: date loro voi da mangiare. Ed essi a lui: andremo noi a comprare per 200, donargli di pane e daremo loro da mangiare. Ed egli, domandando loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Ed essi, accortosi, risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di fargli accomodare tutti a brigate sull'erba verde. E si assisero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci e levati gli occhi al cielo benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli affinché li mettessero dinanzi alla gente, e i 2 pesci sparsi pure fra tutti. E tutti mangiarono e furono sazi. E si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane ed anche i resti dei pesci. E quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Amen. Questo è stato più difficile per esami di scuola. Che Dio ti benedica. Preghiamo. Padre, sia lodato. Dio che non fa niente per caso, siamo davanti a te. Abbiamo ascoltato le persone parlare, ma quella non ci ha portato nulla. Questa mattina sei tu che ci ha chiamato nella tua presenza. Parlaci, Signore, e compia su di noi la tua volontà. Che lo Spirito Santo abbia la libertà di insegnarci in profondità quelle che tu hai voluto che possiamo ascoltare. Per quelle noi ti diamo grazie, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Erano un luogo deserto. Cristo ha parlato, ha insegnato, e di sera i discepoli dicono: ma adesso fa tardi. Rimanda a quelle persone che vanno nel villaggio a comprarci da mangiare. Quella che mi piace qua è la risposta di Cristo, la reazione di Cristo, dicendo: no, io non li manderò via, voi dovete dar loro da mangiare. Era un scandalo per i discepoli, per gli apostoli, dire: ma Cristo, dove andremo a comprare pane per 200.000 euro per queste persone qua? Calcoli fatti, erano 5.000 uomini
senza contare le donne, senza contare i figli, i bambini. Sappiamo che dove c'è un raduno, soprattutto in quell'ambito lì, le donne sono sempre più degli uomini. E quando le donne arrivano non vengono da sole, portano anche i loro bambini. Per dire, secondo me, perché nessuno ci ha detto, per dire che erano 5.000 uomini, e potevano essere anche più di 10.000 donne, più 5.000 bambini. Calcoli fatto, erano quasi più di 20.000 persone in quella deserto. E ci vuole nutrire 20.000 persone. Wow! E Cristo chiese a loro, se voi non potete andare a comprare, ma che cosa avete? Che cose voi avete? Che cose avete a disposizione? E risposero, 5 pane e 2 pesci. Quella 5 pane e quella 2 pesci non era anche di loro, perché loro erano 12, più Cristo 13. Come mai potevano avere 5 pane e 2 pesci? Quella era la provvigione di un ragazzo che aveva portato con sé i suoi 5 pane più 2 pesci. Qualcosa che era per lui. Che cosa insegna questo miracolo? Perché il miracolo è stato fatto. Quella 5 pane e 2 pesci ha dato da mangiare a più di 20.000 persone. È quella che si chiama il sovrannaturale. Nessuno può capire questo. Come mai? Allora, Cristo voleva soltanto insegnare in questo miracolo la prima cosa, che Dio è la nostra provvidenza. Dì a tuo vicino, Dio è la mia provvidenza. Fallo con coraggio e animo. Dio è la mia provvidenza. Sapete che cosa vuol dire la provvidenza? Chi sa che cos'è la provvidenza? Adesso capisco perché l'ha detto senza convinzione. La provvidenza è soltanto la capacità di risolvere una situazione, un bisogno rapido. La capacità di risolvere un bisogno rapido. Io ho un bisogno, guarda a sinistra, a destra, come posso risolverlo? Boom! La provvidenza. Dio è la mia provvidenza. In questo miracolo Cristo ha voluto insegnarci che da oggi voi non dovete preoccuparvi di niente. Da oggi non preoccupatevi di nulla. E come anche la parola di Dio ci insegna, lo diciamo sempre qua. Chi può ricordarmi? Non preoccupate, non vi angustate di nulla. È scritto dove? Filippesi 4. Filippesi 4. Qualcuno può leggere? 4:6. Non angustatevi di nulla. Non preoccupatevi di nulla. 20.000 persone. Come possono mangiare? Non è la vostra preoccupazione. Ma dove andremo a comprare pane per tutte queste? Non è la vostra preoccupazione.
Perché? Perché c'è un Dio che esiste. Oh Signore, come posso fare? Il mutuo, l'affitto, questa, come? Non preoccupati di niente, c'è un Dio che esiste. Dio è la mia provvidenza, alleluia. Così poteva anche dire il salmista in Salmo 23. Il Signore è mio pastore, nulla mi manca. Io amo quanto lo dice il pastore Daniel. Il Signore è mio pastore, come conseguenza. Ma perché siete tristi oggi? Non lo so perché. Quando Cristo ha visto la folla, ha guardato anche i discepoli. I discepoli avevano gli occhi umani, vedevano quella che si chiama la realtà. Ecco perché hanno fatto il calcolo, i conti. Nella loro realtà era qualcosa di impossibile. Impossibile. Fratelli, noi non viviamo secondo la vista, noi viviamo secondo la fede. La fede. La fede vede oltre il naturale. La fede vede oltre il naturale. Quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Dio è la mia provvidenza. Dio è il mio pastore. Io non mi preoccuperò di niente. Vi dico una verità. Io nel mio conto corrente bancario ho zero. Non sono capace di fare risparmi. Non sto dicendo per voi. Voi continuate a fare i risparmi. Io non so. Perché? Perché io so una cosa. Questa è la mia vita con il mio Signore. È la mia fede con il mio Dio. Non sto spingendoti a fare come Jean-Claude, che ciascuno di noi ha una grazia particolare. Io vivo quella che Cristo mi ha insegnato ogni giorno, il pane quotidiano. Io non chiedo il pane per domani, no. Dammi oggi il mio pane quotidiano. Non mi preoccupo. Perché? Dio mi ha fatto già capire che io sono la tua provvidenza. Ecco perché io lo chiamo Yahweh Yireh. Conoscete questa? Yahweh Yireh. Conoscete? Oh Dio. Yahweh Yireh. Chi conosce? Che vuol dire? Amen. Io sono come Abramo. Figlio, andiamo a offrire al Signore un sacrificio. Prendi soltanto la legna. Io ho il fuoco. Andiamo. Ma padre, io ho la legna. Tu hai il fuoco. Ma l'animale, figliolo, non è la tua preoccupazione. Non è la mia preoccupazione. Il Signore lo stesso. Lui lo stesso provvederà. Lui stesso provvederà. La mia preoccupazione è compiere la sua volontà. Quelle che lui mi ha detto, quelle che io faccio, le altre cose non mi interessano. Arrivano fino alla cima. Lui comincia a fare l'altare.
Isacco sempre preoccupato. Mio padre, padre, ma dove è l'animale? Tranquillo. Ha preso il legno, la legna ha sistemato tutto. Scusate, apro un parentesi. Pastore, allora come ha convinto Isacco di lasciarci portare sull'altare? E ha portato il suo figlio sull'altare. Ha preso il coltello. Nella sua fede, lui continuava a dire: tutto quello che io sto facendo è soltanto finta. So che tu, Dio, provvederà. Ecco perché posso anche uccidere Isacco, ma io so che tu provvederà. A volte Dio ci può portare alle cose come ai limiti. Ma se noi siamo fedeli, siamo obbedienti alla sua parola, l'Eterno è la provvidenza. Quella che lui aveva proclamato è quella che è stata fatta. Da nulla hanno visto un animale, da nulla, perché quando sono arrivati su quel luogo non c'era quell'animale, da nulla è venuto l'animale. Signore è capace da nulla chiamare il necessario per la tua vita. Il Signore è capace di chiamare da nulla la soluzione al tuo problema. Il Signore è capace di chiamare da nulla la risposta alle tue domande, perché Lui è Dio, perché Lui è il creatore, perché Lui è Dio onnipotente. Voi vedete 200.000 persone. Io vedo in quella la soluzione ai bisogni. Il miracolo della moltiplicazione ci fa vedere, ci fa capire che Dio è capace di darci quella che ti serve al momento giusto. La seconda cosa importante, in quella provvidenza, Dio ti dice: guarda, gli uccelli del cielo, non so se tu hai visto un uccello che vai a fare il campo. Chi ha già visto? Ma perché non muoiono mai di fame? Perché Dio è colui che prende cura di loro. Se Dio prende cura degli uccelli, come mai non può prendere cura di te? Come mai? La seconda cosa, il secondo insegnamento di questa è: che cose tu hai? Guarda un po' le tue mani. Guarda le tue mani, guarda le tue mani, guarda le mani, là. Guarda lì. Che cosa hai? Il secondo insegnamento in questa: Dio lavora sempre con quella che noi abbiamo in mano. Che cosa hai? Dio incontra Mosè, dice: vai da Faraone, digli di lasciare il mio popolo e io sarò con te. Mosè dice: ma che cose dirà? Che cose dirò a Faraone? Che cose? Dio gli posa la stessa domanda: ma che cose tu hai in mano? Mosè guarda, dice: un semplice bastone. Sì, quella che tu chiama un semplice bastone è quella che io voglio usare per dimostrare la mia potenza. Dio si serve di quella che tu hai per farti vivere un miracolo.
manda Eliseo nella casa della vedova di Saretta. Vi ricordate questa? C'era Eucaristia nella città, fame dovunque, non c'era più niente. E quella vedova con suo figlio aveva soltanto un poca farina, un poco olio. Eliseo arriva e dice: fammi una focaccia. La donna dice: ma signore, non è giusto, io non ho niente che un po' di farina, un po' d'olio. Sto raccogliendo un po' di legna affinché vado a fare la focaccia, quella che sta dicendo lì, che mangiamo oggi io e mio figlio, e moriamo, perché non c'è più niente. Elia gli dice: va bene, ma vai prima, fa una focaccia per me. Che cosa lei aveva? Soltanto un po' di farina, soltanto un po' di olio. Poca cosa davanti a lui, poca cosa davanti ai suoi occhi. Ma da quella poca che lei aveva, ha mangiato ogni giorno della sua vita. Non guardare quelle che Dio ti ha dato come semplice cosa, cosa inutile, no. Da quella il Signore è capace di farti vivere un miracolo. Un'altra vedova arriva da Eliseo e dice: il mio marito, che era il tuo servo, è morto. Adesso non ho più niente, devo pagare i debiti. Che cosa hai? Non ho niente che una bottiglietta d'olio. Ah, vai, chiuditi nella tua camera. Ma prima chiedi al tuo vicino dei vasi. E quando sarà chiuso, comincia a versare quella poca olio che tu hai nella tua piccola bottiglietta. Comincia a versarlo nei vasi. Ha cominciato a versare. Fratelli, no, quanto Dio fa delle cose, diventa anche una gioia. Secondo me, quella donna versava il poco olio che aveva nel vaso. Il vaso si riempì, dice al suo figlio: passa un'altra. Passa un'altra. Passa un'altra. La fonte era sempre attiva. Quanto Dio vuole farti vivere il miracolo con quella che tu hai, c'è qualcosa di straordinario che deve passare in te. La gioia di vedere la mano di Dio dietro di te. Dio è capace di operare con te, con quelle che tu hai. Forse hai una fede piccola così, quella serve a Dio. Che cosa hai? Un piccolo cuore che fa del bene agli altri? Dio vuole servirti di quella per viverti, di farti vivere un miracolo. Che cosa hai? Il senso di perdono. Dio può usare questa per farti vivere un miracolo. Che cosa hai? Il fatto di dare agli altri. Dio, da quella che tu stai facendo, anche se è piccolo, Dio può servirsi di quella per benedirti e farti vivere un miracolo. Ma ci vuole avere qualcosa. Ci vuole avere qualcosa. Che cosa tu hai? Loro avevano soltanto 5 pani. Da quelle 5 pani 200.000 o 20.000 persone hanno mangiato. Non guardare, non sottostimare quella che tu hai, quella che Dio ti ha dato. L'intelligenza, una capacità, qualcos'altro. Accetta che Dio sfrutta quella per farti vivere una benedizione. Che cos'altro ci voleva insegnare il Signore in questa? Che prima che Lui facesse questo miracolo, ha chiesto ai discepoli di far sedere il popolo.
fate sedere questo popolo. Fratelli, se noi siamo seduti, essere seduto vuol dire avere la fiducia e la tranquillità in Dio. Se noi crediamo, non possiamo essere ballottati di qua, di là, no. Non possiamo essere spaventati di nulla. Se noi crediamo in Cristo, avremo la pace, la tranquillità, e Lui vedrà questa come segno di fiducia e agirà per noi. Sia seduto in Cristo, sia seduto nella sua parola, sia seduto con fede nella sua presenza e lascialo fare. Lascialo fare. Essere seduto vuol dire io mi abbandono, non faccio più niente e aspetto tutto da te. Mi hanno insegnato che per salvare una persona nella piscina o nel mare, quelle che non sa nuotare, che sta annegando, mi hanno insegnato che non vai precipitamente, no. Aspetta che quella persona smette di lottare. A quel punto vai a prenderlo e tu puoi salvarlo. Se quella persona continua a lottare perché ha paura e che tu ti avvicina, tu anche rischi di affogare con lui. Dio ti guarda, dice: chi è questo? Ha ancora la forza fisica di lottare? Allora lasciamolo lottare. Finché il momento dirai: Signore, io mi arrendo a te, io mi arrendo, allora vuol dire che io credo che tu, soltanto tu, hai la capacità di salvarmi. E a quel punto Lui ti fa vivere un miracolo. E per finire, perché il tempo non ci basta, questo miracolo ci insegna che non dobbiamo fermare la grazia di Dio soltanto da noi. Perché? Cristo, quando ha reso grazia, ha preso il pane, erano sempre 5. Quello che è strano è che gli apostoli prendevano da Cristo e andavano verso la folla, dava quella e ritornano, trovano ancora il pane, portano ancora, ritornano, trovano ancora pane, portano ancora. È diventato come un gioco per loro, perché non hanno fermato la grazia, hanno lasciato scorrere la grazia. Da loro scorre la grazia per gli altri. Fratelli, che tu non sia una barriera per gli altri. Lasciati che tu sia soltanto un canale tramite il quale Dio può benedire anche gli altri. Quella che riceve, sappia che non riceve soltanto per te, forse tu lo ricevi per un'altra persona. Allora lascia scorrere la grazia di Dio. Gli apostoli non hanno ricevuto pane e hanno mangiato, no, hanno ricevuto e hanno dato. Quella che riceve dal Signore non si ferma soltanto da te, dà anche agli altri la grazia di beneficiarli. Amen. E per finire c'è la gestione, la buona gestione. La buona gestione. Non si sprecano le benedizioni del Signore. Abbia cura di gestire tutto quello che Dio ti sta dando, perché Lui sa perché te l'ha dato. Amen. Questo miracolo dobbiamo viverlo nella nostra vita. Dio è la nostra provvidenza. Dio si serve di quelle che noi abbiamo per farci vivere il miracolo. Dio ci chiede di stare nella sua presenza con fiducia seduto. Vuol dire abbiamo fede in Lui. Dio non vuole che noi blocchiamo quelle che sono la sua grazia, le sue benedizioni.
perché anche agli altri servono. E Dio ci insegna a bene gestire, perché dopo aver mangiato sono rimaste 12 ceste pieni. Potevano lasciarli lì, ma Cristo ha detto: non lasciateli qua, raccogliete tutto quello. E hanno raccolto, hanno fatto 12 ceste. Questo è diventato un ricordo. Ogni volta che loro avevano bisogno, Cristo gli diceva: vi ricordate di quella moltiplicazione? E tutto quello che Dio fa nella tua vita, che ti ricordi che il Signore è sempre Dio che ti ama. Il Signore è sempre Dio che ha detto: io non ti abbandonerò, io non ti lascerò. Allora abbia fede in Lui. Alziamoci. Stamattina vogliamo anche spendere 5 minuti, scusate per il tempo. Chiudi i tuoi occhi. Chiudi i tuoi occhi. Forse ti trova nel deserto, dove non c'è vita, dove non c'è niente di buono. La tua vita sta attraversando forse un tempo molto difficile. Sta guardando a sinistra, a destra e non sai da che parte arriverà la soluzione per te. Ma stamattina ti annuncio che c'è un Dio che può provvedere ai tuoi bisogni. Stamattina ti annuncio che il Signore è qua, è vicino a te. Dio chi è capace oggi e adesso di compiere qualcosa di straordinario nella tua vita. Che cosa hai? Che cosa hai? Con che cosa tu ti stai presentando davanti al Signore questa mattina? La tua fede? E lascia che Dio adesso adopera tramite quelle che tu hai. Che il Signore si ricorda delle tue offerte, delle tue benfatti. Che il Signore si ricorda delle tue preghiere. Che il Signore si ricorda dei sacrifici che hai fatto. Che Dio si serve. Forse quelle che tu hai lo sta vedendo qualcosa di semplice, di inutile. Ma tramite quella, oggi e adesso, Dio può servirsi di quella per farti un miracolo. Perché ti preoccupi? Perché ti preoccupi? Vorrei stamattina che tu abbia la fede come quella di Abramo per dire: Geova Jireh, Yahweh Ire. Che Dio veda la tua preoccupazione, che Dio veda i tuoi pianti, che Dio veda la tua sofferenza, che Dio vede quella, che Lui viene al tuo soccorso. Che cosa hai? Ho soltanto una piccola bottiglietta d'olio. Sì, da quella io voglio lavorare, dice il Signore. Non cessare di fare il bene, non cessare di avere un cuore buono, non cessare di perdonare, non cessare di pregare, non cessare di visitare gli altri, di consolare gli altri. Che il Signore si ricorda di quella che viene al tuo soccorso.
allora siediti in Cristo, siediti nella sua parola, siediti completamente, avendo lo sguardo soltanto su di Lui. Padre, proclamo che Tu sei la nostra provvidenza, Dio capace di andare oltre quella che il naturale può. Signore, ti porto questa mattina il mio fratello e la mia sorella. Tu sai il perché l'hai chiamato questa mattina in questo luogo. Sei Tu l'unico capace di fare al di là di quella che noi aspettiamo. Per questo, Signore, che la Tua grazia, la Tua misericordia, la Tua compassione, il Tuo amore che si manifestano adesso. Vieni, oh Dio, vieni al nostro soccorso. Cristo sulla croce hai portato le nostre infermità, le nostre malattie. Per questo motivo, nel nome di Cristo, io ordino a ogni malattia di lasciare il corpo dei Tuoi figli. Che venga la guarigione. Tu sei fatto povero affinché noi possiamo diventare ricco. Ogni persona che si è indebitato, Signore, che trova provvigione nel nome di Cristo. Proclamiamo questa mattina che il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Vieni, Signore, vieni, tocca i Tuoi figli, trasforma le nostre vite, trasforma le nostre situazioni, trasforma ogni circostanza, affinché tramite noi il mondo sappia che Tu sei Dio onnipotente. Agisce, Signore, agisce nelle nostre vite. Agisce, Padre. Abbiamo fede in Te, abbiamo fiducia in Te. Grazie. Grazie perché Tu, Dio, sei capace di andare oltre quelle che noi possiamo immaginare, perché sei il nostro creatore, Dio che ci ama ad un amore grande. E proclamiamo dicendo: se Dio non ha risparmiato il Suo Figlio, me l'hai lasciato sacrificare in croce per noi, che cosa Dio non può darci? Che sia fatta secondo la fede che abbiamo in Te, perché Tu sei fedele e compie sempre la Tua parola. Grazie, Padre. Amen. Amen. Possiamo applaudire il Signore. Gloria a Dio. Amen. Lodato sia il Signore. Vi do gli avvisi velocemente e dopo noi chiuderemo la nostra riunione. No? Ricordatevi, c'è ancora qualche posto per il convegno delle donne. No? Se conoscete qualcuno che ha voglia di andare, c'è ancora posto, potete fare la vostra iscrizione ancora. No? Ci hanno dato ancora qualche giorno lì. Solo questa settimana abbiamo avuto quasi 10 iscrizioni, solo in questa settimana. No? E sarà pieno lì per la gloria del Signore, i cieli saranno aperti su quella città lì e noi vedremo grandi cose per la gloria del Signore lì. Amen. Le nostre donne torneranno lì traboccanti dalla presenza del Signore. Amen. Giovedì c'è il culto di preghiera qui con Luca. No? Luca si è preso la responsabilità del culto di giovedì. Sappiamo che è una benedizione, tanti fratelli stanno venendo. Vieni anche tu a pregare insieme, a glorificare il nome del Signore. Non mancate, venite lì ad appoggiare questo lavoro. Venerdì i nostri giovani sono qui, no?
incentivate i vostri giovani a venire, i vostri figli a venire, portate i vostri figli, no? In modo che questo gruppo cresca, e pregate anche, no? Pregate anche in modo che questo gruppo si spanda, no? Abbiamo avuto tante persone che hanno detto: guarda che ho visto tanti giovani qui, il Signore mi ha dato una visione, e noi stiamo pregando perché questo si avveri per la gloria del Signore. Amen. E domenica siamo qui di nuovo, no? Domenica noi avremo con noi un pastore, aspetta che mi sono già dimenticato, ho appena incollato. Edoardo Bertolossi, pastore della Igreja della Famiglia di Sorocaba, una grossissima chiesa del Brasile. Lui sarà qui con noi domenica prossima. Amen. Lui sarà lì predicando nel fortificare che noi avremo questa settimana a Verona, no? E dopo domenica lui sarà qui con noi a predicare per la nostra chiesa. Una benedizione, un uomo di Dio, no? Un uomo che il Signore sta usando potentemente lì in Brasile, no? La chiesa della famiglia a Sorocaba, se volete cercare lì, ho già dato un'occhiata, è un ministero bellissimo, no? E pregate anche per questo incontro, è un incontro di missionari, siamo già in 200 e passa iscritti, no? La maggioranza dell'Italia, ma ci sono anche altri pastori dell'Europa che saranno lì, no? Questo da giovedì fino a sabato avremo questo incontro lì con i pastori, e il proposito è proprio questo: fortificare i pastori e i missionari che lavorano in Italia e in Europa. No, allora pregate per questo evento, che sia un tempo di benedizione lì. Amen. Amen. Ho detto tutto, ho parlato tutto, che Dio vi benedica. Amen. E dopo ho delle comunicazioni da fare, ma siamo già avanzati negli orari. Ma pregate per la nostra Chiesa, perché noi stiamo vivendo dei cambiamenti. Stiamo vivendo dei cambiamenti e abbiamo bisogno della vostra intercessione. No, io credo che domenica prossima, non lo so, ma nell'altra noi chiuderemo il culto un po' prima e faremo una breve riunione in modo da informarvi di tutte queste cose che stanno succedendo, no? E so che sarà per la crescita della Chiesa, per strutturare quest'opera qua. Amen. Allora pregate per questo e dopo noi vi faremo sapere a tempo opportuno. Amen. Caro Padre, noi ringraziamo te, Signore, per questa mattinata meravigliosa nella tua presenza. Tu ci hai parlato al cuore, Signore, noi ti glorifichiamo. Grazie per la vita del pastore Jean-Claude. Padre, noi preghiamo anche per la vita di ognuno che è qui stamattina, ognuno che è venuto per lodare il tuo nome, per sentire la tua parola, che il tuo Spirito Santo continui a parlare al cuore di ognuno, Signore. Dacci una buona domenica nella tua presenza, Signore, e che noi possiamo avere nella tua presenza una ottima settimana. Apri le porte ai tuoi figli, Signore, dà la tua benedizione a quelli che hanno colloqui da fare, Signore, colloqui di lavoro, Signore, dà la tua benedizione a quelli che hanno visite mediche, Signore, garantisci la vittoria nel nome di Gesù. Noi preghiamo per tutti quelli che sono malati, quelli che sono rimasti a casa per qualche problema, Signore, che la tua mano raggiunga anche loro lì, dia la tua benedizione. Noi preghiamo così nel nome del tuo figliolo Gesù. Portaci a casa in pace, in sicurezza, Signore. Vieni con noi perché noi amiamo la tua presenza e non possiamo farne a meno, Gesù. Amen. Che Dio vi benedica. Una settimana stupenda nella presenza del Signore e noi ci vediamo qui domenica prossima, numerosi. Amen. When I'm overwhelmed within from the weight of all my sin, I need a friend to call my own. I need a house to call my home. When I'm broken down inside and there's nowhere else to hide, I need a place where I feel known. Can someone help me? Then I hear you reply, bringing teardrops to my eyes, saying I'm not alone. Oh Lord, I need you now more than ever. Would you put